I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la calciolecco dei bei day. Oggi è domenica 3 agosto 2025. Padova-Lecco 3-1, prima amichevole di un certo peso per i ragazzi in blu celeste, o meglio in granata, con numeri azzurri. Ricordo che la scelta comunicata da tempo, in realtà dal giorno del lancio della terza maglia, che è avvenuto durante il ritiro di Valdaora il 24 di luglio, il giorno dell'amichevole col St. Georgen. Appunto, la scelta comunicata era stata quella di avere come maglia delle amichevoli questa terza divisa, per tutta una serie di motivi, evidentemente anche di praticità, di immediata realizzazione, mentre la prima e la seconda comunque erano state date ai tifosi per un sondaggio, quindi tempi tecnici diversi. L'ho sentito nelle voci allo stadio di ieri, no? Che in questi giorni dovrebbero comunque iniziare gli shooting per le maglie più attese, che sono evidentemente la prima, la seconda, poi era un po' meno attesa, però comunque anche la prima maglia del portiere era stata scelta dai tifosi tramite il sondaggio legato alla prima maglia. Di conseguenza sono questioni brevi, perché comunque entro la gara con l'Ospitaletto saranno presentate tutte e tre. Piramide inversa, terza, seconda, prima maglia verranno presentate in questa serie, così. Ma solo perché poi magari qualcuno si chiede come mai venga utilizzata solo quella granata al momento. Questa è la risposta che in realtà era già stata data una decina di giorni fa. Virgola, anzi punto, cambiamo paragrafo. Padova-Lecco 3-1. Purtroppo ieri me ne duole, sono sincero, me ne duole parecchio. Non siamo riusciti a darvi un servizio di qualità. Abbiamo provato a effettuare la diretta, non che ci si sia inventati così ovviamente all'ultimo secondo di provare a fare la diretta, semplicemente arrivati con largo anticipo allo stadio, tutto preparato, tutto pronto, tutto impostato, tutto andava anche decentemente bene anche a livello di qualità del segnale. Poi io lo chiamo effetto San Siro per una ragione totalmente personale, ovvero quando le prime volte da ragazzino con il cellulare, lo smartphone, andavo a San Siro a vedere le partite ed era impossibile mandare un messaggio, non perché non ci fosse segnale, ma perché purtroppo quando ci sono magari 80.000 dispositivi tutti nello stesso spazio diventa complicata. Ora, ieri non c'erano chiaramente 80.000 dispositivi, ma una concentrazione massiccia, comunque c'erano 600 di persone ieri in uno spazio molto ristretto, purtroppo crea delle problematiche sul segnale, sulla stabilità del segnale, che non siamo riusciti a superare. Era a disposizione una rete wifi? Sì. Password? Ancora qualcuno che l'aspetta, c'è, buttiamola su ridere. No, purtroppo sono cose che capitano. Non abbiamo avuto questo tipo di problemi in Serie B, mentre quando facevamo le dirette in Serie D, utilizzando non il video ma l'audio, spesso purtroppo ci è capitato di avere gravi problemi tecnici, perché il segnale che poi prendi tramite hotspot, tramite, allora si chiamava saponetta e via dicendo, sempre un problema, non essendoci a disposizione il cavo. È stato un tentativo che è andato a male, no? Così diamo anche una spiegazione del perché, del per come non si sia riusciti a avere un servizio che fosse in grado di essere qualitativamente adeguato. Stando invece alla partita, vi abbiamo dato comunque gli highlights, questi sì, di qualità, perché comunque è un bel 1080p che si vede bene anche sulla Smart TV da 50 rotti pollici, anche qualcosa di più. C'è da dire che bisogna tenere sempre in considerazione tanti elementi quando si parla di queste gare. Allora, Lecco
visto nei primi 25, mister Maledetto 26:30, mi ha fatto ridere, lo sentirete nell'intervista che è uscita alle 6 di questa mattina sul canale YouTube, è disponibile in testuale anche sul nostro canale, sul nostro sito internet lcnsport.it. Ecco, l'ecco visto per questi 26 minuti e 30 secondi è stato veramente molto bello, preciso, puntuale, forte in mezzo, forte sulle fasce, corto, incisivo, pericoloso. Quindi questi sono tutti aggettivi positivi. Ha segnato con estremo merito con Leon Sipos. Poi è chiaro che non si poteva pensare di avere vita così facile contro un Padova che l'anno scorso ha fatto qualcosa come 30-35 punti in più, che ha tenuto l'ossatura della sua squadra. È vero, dell'Icarri no, però per il resto sì. Padova che è uscito, che ha iniziato a palleggiare forte a due tocchi, a creare gli isolamenti a sinistra con Capelli in 1 contro 1 spesso con Pellegrino, e Pellegrino ha sofferto perché difensivamente deve fare ancora tanto questo ragazzo, che però palla tra i piedi a me continua a piacere veramente tanto perché legge il gioco in un modo raffinato e con tempi che sono lì da vedere. Io spero di non aver preso un grande abbaglio, un giocatore che continua veramente a piacermi molto. Ho detto mi puzza di buono, come ho detto nei giorni scorsi. Ecco, poi oltre al fatto che lui ha sofferto, non c'è la copertura di Fioré in occasione del pareggio di Fusi di testa, ma Fioré non è un quarto né un quinto di sinistra, è stato adattato perché mancava Lovisa, mancava Critta che è sulla via del rientro comunque, perché poi un contrasto perso a centrocampo, ha allungato la squadra, ha perso un contrasto in una posizione dove non si dovrebbe mai perdere un contrasto. Faedo è andato, ha puntato al centro ed è mancato il rinculo del centrocampista, che sia fosse Mallamo fosse Metlica, sull'inserimento di Fusi. E Fusi, giocatore che io ho visto sbocciare alla Casatese e ogni anno migliora, giocatore che magari può stare non simpatico, non ne dubito, però un giocatore oggettivamente molto forte di testa, forte col destro, forte col sinistro, forte fisicamente a tutto, e secondo me crescerà proprio box to box. Io adoro quei centrocampisti lì, un giocatore alla Marco Frigieri, in realtà credo potrà progredire fino ad arrivare a quei livelli così importanti. In realtà Lecco poi non è che abbia sofferto le pene dell'inferno. Furlan ha dovuto fare un paio di interventi, ma niente di esageratamente complicato. Nella ripresa purtroppo ecco Pellegrino che difensivamente deve migliorare tantissimo. Con Irruenza è andato a intervenire su Varas, ovviamente ci doveva segnare, figurate, ci mancherebbe altro, è una tassa. Rovinosamente gli è caduto addosso. Infatti se poi voi andate a vedere, Battistini gli dice con calma, sono errori di gioventù, sono errori di un giocatore che probabilmente preso un colpo di un certo tipo alla testa, magari si è anche innervosito, ha fatto delle entrate un po' fuori contesto per un amichevole, non dure, però in ritardo, quando in realtà può lasciar correre, e ha anche rischiato di farsi ammonire in 2-3 circostanze, quindi prendere anche una multa. Ripeto, sono difetti di gioventù. D'altro canto io vi dico anche, preferisco uno che reagisca piuttosto uno che subisce passivamente le cose che gli accadono, perché per me è comunque una questione di carattere. Se c'è la reazione forte vuol dire che comunque il carattere c'è. Io ho questo tipo di visione su questi specifici avvenimenti. Quindi poi 3-1 su rigore. Poi in realtà Lecco non è che abbia preso le imbarcate, ci sono stati tanti cambi. È entrato Di Bitonto, è entrato Michali, che messo in un ruolo sicuramente molto più affine alle sue caratteristiche, perché ha giocato da esterno destro, poi 3-4-3 a 3-4-2-1 non cambiava così tanto, però più 3-4-2-1 ha fatto buone cose. Per me è un giocatore che ha veramente del potenziale, proprio una facilità di corsa, comunque corre a testa alta, deve anche lui migliorare tantissimo, ma già ho visto un progresso importante rispetto a quello che faceva pochi mesi fa in primavera 3 e quello che riesce a fare oggi giocando queste amichevoli contro, comunque ripeto, una squadra di Serie B. Fisicamente l'urto con la categoria lo può reggere. Un buon ingresso anche Anastasini, Di Bitonto già con mestiere in alcune situazioni, però ha sofferto un po' di più. C'è stato un tiro parato da Furlan, c'è stata un'occasione per Bonaiti, c'è stato un batti e ribatti che a Lecco avrebbe potuto regalare un gol a inizio ripresa quando si era ancora sul 2-1. In realtà è stata partita pari, comunque il Padova ha cambiato, ha messo dentro tanti giocatori di livello, Crisetig e via dicendo, ha messo anche un 2009. Comunque evidentemente il Padova ha fatto un mercato non straordinario, però ha
messo dentro anche dei giocatori giovani ma di grande qualità, giocatori che magari hanno fatto le selezioni della nazionale italiana, selezioni giovanili, che quindi hanno un background diverso rispetto comunque a ragazzi che Lecco ha preso all'estero, che possono avere sicuramente delle qualità ma che hanno ancora lo scoglio della lingua, dell'integrazione in un calcio diverso. Ad esempio prendo Alaoui, che rispetto al Pellegrino di turno sta facendo più fatica a incidere. Vi do una lettura forse troppo semplicistica: in questo momento va ancora piano e un po' per i fatti suoi. Firré punta, ecco, a differenza che poi la prima volta magari l'uomo lo salta, poi iniziano i raddoppi, l'hanno anche triplicato e stoppato spesso nell'1 contro 1, quindi c'è tantissimo su cui si può migliorare, soprattutto nel gioco associativo da parte di questi ragazzi e di chi ovviamente gli sta intorno. Sostanzialmente è un amichevole e Lecco ha tenuto complessivamente bene il campo col Padova, ed è questo che mi rimane come nota più positiva. Ovviamente non ho suonato le trombe a festa dopo aver battuto il St. Georgen e dopo aver battuto il Lugano Under 21, non le suonerò a festa se batteremo il Sondrio, non le suono a lutto per aver perso 3-1 col Padova. Sono amichevoli, ci vuole equilibrio, l'importante è che si vedano dei progressi dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'integrazione di questi ragazzi, dal punto di vista del gioco associativo, delle idee e di cose, di segnali che si possono raccogliere sul campo. Io posso dire a sprazzi, perché poi 25 minuti su 90 è uno sprazzo ampio ma è un quarto di gara, di aver visto queste cose. Il Lecco avesse tenuto questo livello contro una squadra di Serie C media e probabilmente avrebbe impostato una partita da vittoria, forse in alcuni casi anche vittoria agevole. Con dei 25 minuti fatti in quella maniera lì magari si sarebbe portato su 2-0 o anche qualcosa di più, quindi va sempre tutto rapportato all'avversario che si va a affrontare. Per quanto il Padova non aveva Baselli, non aveva Gomez, poi giocatori di spessore, di grande caratura tecnica per la categoria, da scoprire dal punto di vista fisico, non li aveva in campo, e oggi giocheranno ancora con l'Atalanta Under 23 a Caravaggio. Parole di Valente, parole di Marrone, che appunto vi proponiamo su YouTube in premiere alle 6 e dalle 6:30 anche in testuale su lcnsport.it. Valente ovviamente ha parlato di varie cose, ha confermato di aver visto una buona squadra per la prima metà del primo tempo, di aver visto comunque una buona squadra nella ripresa, ha parlato di mercato per sommi capi, ha parlato delle situazioni di Mendoza, di Gesù e di Tordini, ha parlato delle condizioni fisiche di Critta, Lovisa e Nongue, ha parlato di quelle che sono le necessità, quindi ha confermato quelle che sono le letture che abbiamo fatto, che in realtà sono state fatte tante volte da vari esponenti della società, della proprietà. Ha parlato Luca Marrone, gli abbiamo buttato lì di un po' di calciomercato anche a lui, perché veramente ogni sessione si parla di Luca Marrone, con cui comunque possibile rinnovo non è una chimera, veramente è un argomento che si affronterà chiusa la sessione di mercato. Non credo che alla sua età ci sia bisogno di inseguire il contratto a tutti i costi. È un giocatore che chiaramente è nell'ultimo blocco della sua carriera e che io credo che a Lecco possa avere ancora le soddisfazioni che ha avuto nel momento di maggior splendore, che è arrivato subito nei suoi primi anni, e comunque è un giocatore che chiaramente ha un grande valore. Ha iniziato mezzala, finisce tra virgolette da libero, però ha delle letture che evidentemente non sono per nulla banali e che torneranno utilissime nel corso di questa stagione, giocando in alternanza o con Matteo Battistini, che sappiamo può giocare come braccetto destro, anche se il meglio gliel'abbiamo visto sempre dare come difensore centrale nel pacchetto a 3. Quindi non vi spoilerò nulla più, trovate tutto su lcnsport.it. Sarà una domenica che vi porterà la conferma di Lecco Sondrio a Rovagnate mercoledì alle 18, quindi in anticipo di un'ora rispetto al programma originario che diceva 19, però vi confermo tutto quello che vi ho detto, l'abbiamo scritto anche ieri infatti sull'articolo della partita. In ultimo, ieri mi è stato chiesto dal macellaio, quindi mi ha fatto sorridere, ma mi piace, perché poi se la gente ascolta e mi dice che ascolta, per me è anche uno stimolo a continuare a portare avanti questo lungo progetto da oltre 1110 puntate di Diario 1912. La Triestina, giustamente la questione era: io vorrei andare a Trieste in treno, però sto aspettando di capire cosa succede, e sono d'accordo, totalmente d'accordo. Triestina, ieri in serata è uscito un articolo del Piccolo che ha
smentito le voci sulla possibile cessione della società che erano arrivate 24 ore prima circa dai colleghi di Triveneto Gol, che giustamente con quella avevano diffuse con tutti i condizionali e tutto il beneficio di inventario. Grossi dubbi anche sull'effettivo pagamento degli stipendi netti dei giocatori, che si dovrebbero vedere o lunedì o martedì, sempre che effettivamente questi bonifici siano stati eseguiti. Conferme ufficiali, ufficiose non ce ne sono, tutto molto aleatorio. Quindi cosa rimane a noi? Che la partita del 30 di agosto rimane ancora un gran bel punto di domanda. Ve lo continueremo a raccontare se ci saranno notizie, perché a noi interessa quello, capire che cavolo dovremo fare il 30 di agosto, che magari qualcuno a Trieste ci vuole pure fare 2 giorni, andare lì, vedere la partita e godersela la domenica, dato che è una bellissima città, o andare il sabato mattina, vedere la partita, dormire e comunque fare altrettanto alla domenica e tornare anche sul presto, considerato che non è esattamente corta la strada da percorrere. Bisogna attendere, signori, non c'è, di domani non v'è certezza, e questo insomma veniva detto già nella canzone di Bacco di Lorenzo De Medici, ma si sposa veramente benissimo anche con la situazione che si vive al confine con la Slovenia, là dove la Bora sta soffiando fortissimo veramente da tutti i giorni, per ora solo virtualmente, però di sto periodo è meglio stare allerta anche sull'effettiva materializzazione di questo fenomeno atmosferico. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.